e trovare un modello condiviso di organizzazione del lavoro ed eventualmente anche di fare delle scelte forti come quella di dire non ti vuoi vaccinare, forse è il caso che fintanto che non finisce questa emergenza per un periodo di tempo che non possiamo definire oggi magari stai a casa e verrai sostituito da un altro collaboratore. Non escludere misure forti, il vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Daniele Minotto, verso i lavoratori negli alberghi e strutture ricettive della città che pur avendone i requisiti preferiscono non vaccinarsi. Subito però vengono chiariti i motivi di questa netta presa di posizione. Una misura che comprendiamo essere forte non vuole mettere in discussione il posto di lavoro e la professionalità delle persone, ma solo aiutare il settore perché tutti quanti insieme si possa vincere, quindi ritornare ad essere la meta turistica preferita a livello mondiale. Gli hotel di Venezia vogliono proporsi con il marchio Covid-Free. Per questo l'associazione si prepara a dialogare con le organizzazioni sindacali per favorire la totale vaccinazione dei lavoratori delle strutture alberghiere. Inizia la fase in cui tutti gli operatori del turismo sono considerati come fascia prioritaria per la misura anti-Covid, quindi possiamo vaccinare anche tutti quelli che sono i collaboratori all'interno delle strutture alberghiere. E dobbiamo per forza riuscire a sfruttare questa fase dove stanno tornando i turisti, si sta rimuovendo abbastanza bene il settore, non siamo ancora a una fase di sicurezza dal punto di vista delle prenotazioni perché siamo ancora con circa il 60% delle strutture ancora chiuse, però iniziano ad arrivare i turisti.